In Mastica amaro l'Acaragas del tecnico Marco Coppa che al Saraceno di Ravanusa è stato sconfitto da un Canicattì determinato e reattivo nei minuti di recupero e con un uomo in meno. Dopo un primo tempo molto combattuto, la compagine del tecnico Orazio Piratella usufruisce di un calcio di rigore per un fallo di Rechichi su Salvia. Bonilla dagli 11 metri non riesce a superare Sorrentino che respinge il tiro. L'Acregas reagisce e con Di Mauro, ben servito da Litteri, manca il gol del vantaggio. La gara si fa sempre molto più intensa ed ancora la compagine Benganzura sfiora la rete con un colpo di testa di Caramanno. Il primo tempo termina a reti bianche. Nel secondo il portiere sorrentino para l'impossibile su Camarà e Bonilla, ma al 56esimo Rechichi reagisce ai danni di Bonilla e viene espulso. Acregas in inferiorità numerica. Al 61esimo Litteri subisce un fallo in piena area a biancarossa. Per l'arbitro il rigore e dagli 11 metri lo stesso bomber Agregantino fa centro. Acregas in vantaggio, ma deve fare i conti con un Canicattì voglioso di recuperare. E così al 74esimo arriva il pareggio grazie ad un colpo di testa di Lozza sugli sviluppi di un calcio di punizione. In pieno recupero arriva al 93esimo il gol beffa per l'Acregas. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Raimondi salta più in alto di tutti e mette dentro. Il Canicattì la ribalta e si aggiudica i 3 punti, grazie alla sua coppia di centrali difensivi. L'unica cosa che sia mancata all'Acregas oggi è stata l'espulsione che abbiamo subito e quindi il fatto di essere rimasti in 10 uomini, perché credo che l'Acregas avesse il controllo della partita fino a quel momento, ampiamente, e poi però abbiamo avuto anche la bravura e la capacità in 10 uomini di passare in vantaggio, però mancava ancora tanto tempo per cui abbiamo dovuto soffrire, abbiamo subito tanti calci piazzati, non abbiamo mai preso un tiro in porta su azione ma soltanto su calci piazzati, ne abbiamo subiti tanto e loro sono stati bravi a mettere la palla 2 volte dentro sul calcio piazzato. Cosa non ti è piaciuto oggi della tua Acregas? No, è stata preparata una partita per tentare di giocare con un baricentro un po' più basso e attaccare alla profondità e così è stato, infatti al primo tempo abbiamo avuto alcune occasioni che non abbiamo concretizzato, al secondo tempo volevamo continuare sulla stessa scia del primo, ripeto però siamo rimasti subito in 10 praticamente, quindi abbiamo fatto un intero tempo in 10 uomini e nonostante questo, ripeto, il vantaggio ma poi non bravi nel difendere sui calci piazzati. I gol subiti dall'Acregas sicuramente evitabili. Evitabili, lì noi marchiamo a uomo, per cui i miei ragazzi sanno che ognuno deve prendersi la responsabilità di prendersi ognuno il proprio avversario e tentare di vincere il duello l'uno contro uno. Vuol dire che loro sono stati più bravi, sono stati più forti di noi sull'uno contro uno nei calci piazzati. Se parliamo di economia del gioco, di partita, allora parliamo d'altro, ma è giusto però analizzare il risultato e quindi abbiamo perso 2-1. Direttore Cammarata, quanto brucia questa sconfitta arrivata in pieno recupero contro il Canicattì? È una sconfitta che brucia perché come tutte le sconfitte che arrivano al 94esimo fanno male. Purtroppo ci siamo complicati la vita da soli, abbiamo giocato per 38 minuti nel secondo tempo in 10 uomini, eravamo riusciti a passare in vantaggio, era stata una partita aperta, potevano fare gol loro, potevamo fare gol noi, però oggi il risultato dice che andiamo a casa senza punti, vuol dire che il Canicattì ci ha creduto di più. Sì, assolutamente, adesso le partite sono tutte delle finali e bisogna arrivare alla quota salvezza il prima possibile, perché sennò rischi di impantanarti in situazioni che a noi non competono. Perciò già da domenica con l'Ocri bisogna provare in tutti i modi a portare a casa i 3 punti. Direttore Strano, l'Acregas esce sconfitta contro il Canicattì per 2-1, che partita è stata? È stata una partita sotto gli occhi di tutti, combattuta da ambo le parti. Il primo tempo abbiamo sciolinato un calcio importante, abbiamo sprecato purtroppo 3 palle davanti alla porta, però la stessa cosa nell'inizio secondo tempo loro sono entrati meglio e hanno sfiorato più volte e hanno mancato di far gol anche loro. Nel momento tecnicamente migliore per loro, quando viene espulso Richichi,
noi riusciamo a fare gol con il nostro Gianluca Litteri che si è conquistato un rigore da bomber. Naturalmente poi 10 contro 11 il Canicattì tanta gamba, abbiamo preso 2 gol sul calcio palzato. Naturalmente al 90° era fatta, i 5 minuti di recupero sono stati sospinti dal buon direttore di gara in maniera forsennata, quindi abbiamo combattuto contro i Marina Vento, però la colpa è nostra perché 2 gol in quel genere non si possono prendere.